Buongiorno in diretta da Focus TG. Andiamo tra pochissimo a Bassano del Grappa, dove è stato convalidato l'arresto dell'accoltellatore del professore del liceo Brocchi, che fortunatamente è fuori pericolo. È stato convalidato l'arresto e abbiamo tra l'altro anche una intervista esclusiva di Carlo Alberto Inghilleri con la madre di quest'uomo di 33 anni. Andiamo in diretta da Chiara Gagliani e da Andrea Benetti. A te, Chiara. Direttore, buongiorno ai telespettatori. Con il collega Andrea Benetti ci troviamo in stazione a Bassano del Grappa, dove è stato arrestato martedì mattina Alberto Zago. Questa mattina, lo dicevi, l'udienza di convalida del fermo per il 33enne trevigiano accusato di tentato omicidio. I fatti: lunedì mattina, secondo quanto ricostruito dai carabinieri, avrebbe accoltellato alle spalle un docente di matematica del Brocchi di 63 anni, proprio a poca distanza dal luogo dove ci troviamo, ferendolo in modo grave. Il docente è tuttora ricoverato al San Bortolo di Vicenza, tutto per una sigaretta, un fatto di cui non ricorda nulla. Ecco, lo dicevi Carlo Alberto Inghilleri, al termine dell'udienza di convalida del fermo che si è svolta in tribunale a Vicenza, ha sentito la mamma di Alberto Zago, Simonetta Franco. Vi facciamo sentire questa sua brevissima dichiarazione, una dichiarazione davvero forte in cui chiede scusa alla famiglia, ma anche racconta il dramma che ha vissuto e che sta vivendo. Allora sentiamo mamma Simonetta. Volevo solo, sono la mamma di Alberto, scusarmi con la famiglia e con il professore. Purtroppo mio figlio ha dei problemi e non ha mai accettato di averli. Io ho fatto del mio meglio per aiutarlo, perché comunque lui non vuole proprio farsi aiutare e non vuole prendere la terapia. Infatti anche oggi ho rifiutato i domiciliari, perché se lui non prende la terapia è cattivo e ho paura io come prima persona, come mamma. Quindi io spero solo che capisca che senza terapia lui non può vivere. Volevo scusarmi da parte mia e di mio figlio più piccolo, e anche da parte sua, perché lui non sa di essere così, insomma lui non si rende conto di quello che fa. Grazie. Accanto ad Alberto Zago in tribunale a Vicenza, il legale che lo sta difendendo, Enrico Villanova. Anche ieri avevamo fatto sentire l'intervista dopo il primo colloquio che l'avvocato aveva avuto in carcere con Alberto Zago. È vittima di un blackout, non ricorda nulla di quanto avvenuto, se non dalla mattina di lunedì fino al momento dell'arresto. È avvenuto sulle panchine che si trovano proprio a pochi metri da qui. Allora sentiamo l'avvocato che ci racconta l'abbraccio tra mamma Simonetta ed Alberto e poi anche le sue prossime mosse. La mamma ha aspettato in corridoio, l'udienza si svolge in camera di consiglio, quindi presente il giudice, cancelliere, pubblico ministero e difensore. Però c'è stata la possibilità per la Simonetta, la mamma di Alberto, di vederlo, di abbracciarlo, di raccomandargli di stare tranquillo e di dire che nonostante tutto, malgrado tutto, la famiglia è sempre presente. Il ragazzo ha risposto alle domande di tipo generico sulla propria residenza, sulla propria condizione, ha ribadito la volontà di avvalersi della facoltà di non rispondere, così come mi aveva già preannunciato che era anche doverosa una simile scelta di fronte a un blackout spazio-temporale, mnemonico, che il ragazzo non ha superato e che dovrà essere affrontato con le dovute cure. Il pubblico ministero aveva depositato ancora in data 27 agosto una articolata richiesta di custodia cautelare che è stata convalidata e confermata dal giudice per le indagini preliminari.
Il prossimo passo è recuperare la documentazione sulla pregressa patologia psichiatrica e vedere di richiedere quanto prima un incidente probatorio e, se sarà possibile, trovare la disponibilità di una comunità o di un luogo diverso dal carcere, un'istanza per gli arresti domiciliari. Ecco, si avverrà, l'avete sentito, di un consulente psichiatrico, l'avvocato Enrico Villanova, il difensore di Alberto Zago. Ricordiamo una condizione davvero difficile e terribile, quella vissuta da Alberto Zago, che per mesi ha girovagato qui tra le varie stazioni, tra il Bassanese, il Trevigiano. Certo, c'è una persona che è in ospedale, che è stata colpita, e molte le domande che tutti si fanno riguardo a questa terribile vicenda di cronaca che vi stiamo raccontando in questi giorni. Il collega Ferdinando Garavello ha anche sentito il sindaco di Bassano, Nicola Finco. L'arresto di Alberto Zago è avvenuto grazie alle immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza e anche alla prontezza di riflessi, all'acume di un tassista che lo ha riconosciuto e ha avvertito le forze dell'ordine. Ma c'è anche una riflessione che va oltre al fatto di cronaca, ed è quella della condizione di chi soffre di una malattia di tipo psichiatrico e anche delle famiglie. Allora io vi lascio l'intervista raccolta con il sindaco di Bassano del Grappa, Nicola Finco, che proprio parla anche di questo tema. Ringrazio il collega Andrea Benetti per la collaborazione tecnica, poi la linea può tornare allo studio. Bassano è una città sicura, in poco più di 24 ore il responsabile è stato trovato grazie a una grande collaborazione tra forze dell'ordine e grazie anche a un sistema di videosorveglianza che in città serve, frutto di tutta una serie di investimenti fatti durante gli anni passati e che continueremo a fare anche in futuro. Il vero e proprio problema che oggi dobbiamo gestire ed affrontare è il problema del disagio sociale. Purtroppo ci sono tanti casi come questi che girano nelle nostre città, una volta erano dei casi sporadici, oggi anche nelle nostre città di periferia purtroppo assistiamo a questi fatti, e quindi penso che sia doveroso affrontare il tema a livello di strutture per questi malati psichiatrici di un certo tipo, ma soprattutto per persone che hanno bisogno di cure adeguate per ovviamente non creare situazioni come quelle che abbiamo visto a Bassano del Grappa qualche giorno fa. Sindaco, lei è anche presidente della conferenza dei sindaci dell'azienda sanitaria, quindi ha un ruolo di contatto fra quello che è il territorio e la sanità. A questo punto diventa importante che la sanità veneta se ne occupi. Ma certamente questo è uno dei temi caldi, già da parecchi anni si parla di questo, e penso, insomma, alla luce proprio dei numerosi fatti che si stanno registrando sui nostri territori, che il tema della psichiatria, delle cure psichiatriche deve essere veramente un tema affrontato a livello di territorio ma anche a livello regionale, visto che la competenza è della sanità della nostra regione. Così il sindaco di Bassano del Grappa Nicola Finco, e ne abbiamo parlato ieri sera a Focus. Tra gli ospiti c'era anche lo psicologo e psicoterapeuta Mirko Casteller. Sentiamo cosa ha detto. Sentire i vari imputati che ho avuto in perizia. Devo dire che ho sempre visto una forte accoglienza anche in termini sanitari nell'area sanitaria. Esiste però, e questo probabilmente è un caso particolare, il vuoto. Mi spiego. La delinquenza la teniamo in carcere. La riabilitazione in casi di tossicodipendenza, alcolismo, abbiamo le comunità. Ma la pazzia dove la mettiamo? Cioè noi abbiamo un vuoto in questo Stato. Una volta non c'era questo vuoto, prima della riforma. Dove mettiamo la pazzia? Allora, l'accoltellamento a Bassano è perdita di memoria soggetto all'uso di stupefacenti, sostanze, alcol, quindi associandola alla sostanza non hai le attenuanti. Perché? Perché chiunque dimostri a causa e effetto tra la sostanza e la perdita di memoria non ha attenuanti, non è dissociazione, non è depersonalizzazione. Ma la pazzia dove la teniamo? Nel CSM? Sì, per qualche settimana, mese, e poi? Io faccio gli auguri anche all'amico Carlo Bramezza, che so che ha avuto recentemente una situazione poco piacevole a casa nostra, a Treviso, però se facciamo diagnosi di pazzia, quindi tra virgolette pazzia, dico pazzia per usare un termine
comprensibile, cioè non i psicotici, i nevrotici con manie, pazzia. Dove li mettiamo? Dove li mettiamo? Cioè noi abbiamo un vuoto. Il carcere non va bene per la pazzia. Io sono d'accordo sul fatto che se questo ragazzo aveva una diagnosi, il carcere non va bene per la pazzia, perché non è riabilitativo quando abbiamo un problema di alcune diagnosi particolari, ma non va bene nemmeno la comunità, perché la comunità ha obiettivi diversi. Così il dottor Mirko Casteller ieri sera, perché abbiamo parlato di disagio sociale, di problemi che riguardano persone disturbate che sono libere di circolare e di creare anche dei danni. Ieri un'ondata di maltempo particolarmente violenta sul Veneto, in particolare sulla Marca. Adesso andiamo da Edi Caliman a Castagnole, mi pare che sia Edi Caliman, perché ci sono stati dei grossi danni anche ci sono stati dei danni al cimitero e alla scuola. A te Edi. Assolutamente direttore, eccoci, buongiorno a te e ai telespettatori. Nicoletta Rizzetto al cimitero di Castagnole, una frazione di paese che insieme all'area del Trevigiano, del capoluogo e di Villorba, dove per noi c'è anche il nostro Lucio Zanato, stiamo testimoniando la scia che ha percorso questo che è stato definito dai residenti che l'hanno vissuto una vera e propria tromba d'aria. Prima i forti boati, i forti tuoni, poi il vento fortissimo che si è abbattuto e ha abbattuto in questo caso un cipresso secolare di 200 anni, ci raccontava qualche residente, e ha abbattuto anche un grande albero, un punto di riferimento, un simbolo per la scuola elementare Pascoli di Castagnole, che era il punto di ritrovo preferito da tutte le maestre, tutti i bambini che venivano accolti i primi giorni della prima elementare, che quest'anno a pochi giorni dall'inizio delle scuole non potranno sedersi all'ombra di questo albero. Siamo appunto al cimitero dove sono stati registrati danni più ingenti. Il colpo d'occhio che vi sta dando Nicoletta Rizzetto è ben visibile. Ci sono tante persone che questa mattina, nelle prime ore della mattinata, quando ancora il cipresso era ancora posizionato sopra il muro di cinta che appunto delimita il cimitero, sono arrivate tantissime persone per capire se le tombe dei loro cari fossero state danneggiate, e quello che noi abbiamo potuto vedere, siamo all'interno dell'area che è stata transennata per questioni di sicurezza, con ovviamente i permessi che abbiamo dovuto chiedere ovviamente a chi ha transenato l'area per appunto questioni di sicurezza. Ci sono tombe che sono state completamente distrutte e si vedono addirittura alcuni buchi. Ovviamente non ci possiamo avvicinare più di quanto stiamo facendo, però il colpo d'occhio è comunque rende l'idea della violenza del vento. Alle scuole, come ti accennavo direttore, abbiamo incontrato anche la sindaca Uberti, che questa mattina ha fatto il sopralluogo in tutte le zone. Gli alberi sono già stati rimossi proprio in questi minuti. Intanto sentiamo le sue parole, i primi commenti. Sindaca, una vera e propria tromba d'aria che ha colpito Castagnole ieri sera, sono ingenti i danni, noi siamo qui alla scuola in questo momento. Sì, purtroppo sono stati abbattuti due grossi alberi, uno alla Pascoli di Castagnole, alla scuola primaria, e uno al cimitero, con danni abbastanza pesanti, soprattutto al cimitero. Qui fortunatamente si è abbattuto all'interno del giardino della scuola, sfiorando l'edificio in minima parte, però un vento talmente forte che addirittura, poi potete vedere, constatare di persona, ha alzato tutta la zolla circostante. L'albero è sanissimo. Abbiamo ricevuto tante segnalazioni da parte di cittadini, in effetti con le cabine dell'Enel, quindi luce disattivata, piuttosto che semafori che sono stati subito ripristinati. Purtroppo questo evento sono eventi imprevedibili, quindi nulla ci possiamo fare. Siamo fortunati che non ha coinvolto, non ci sono stati feriti, quello sì. Danni ingenti, abbiamo già quantificato i danni. Lei questa mattina ha fatto un sopralluogo in tutti i punti più colpiti dal maltempo.
Danni ingenti no, sì, stiamo valutando anche con l'assicurazione, sicuramente quello più pesante è al cimitero, dove è stata distrutta la mura di cinta dell'ingresso principale e diverse tombe all'interno della stessa struttura. Come si interverrà ora per ripristinare l'ordine sostanzialmente? Adesso ripuleremo tutto, eliminiamo le piante abbattute e dopodiché valuteremo gli interventi da fare sia per il ripristino della mura che quello delle tombe. Stupisce che in pochissimo tempo siano successi questi fenomeni così intensi? Non stupisce molto, perché io me lo aspetto. Ogni agosto, oramai tra agosto e settembre sono prevedibili queste ondate, tant'è che la nostra preoccupazione sono appunto gli alberi, però alla fine contro i venti forti nulla si può fare. Ripeto, bisognerebbe fare attenzionare un attimino e non muoversi di casa, perché ieri avevo anche bambini che correvano in giardino. Queste cose possono capitare, l'importante è che, come in questo caso, sia successo alla sera con nessuna persona presente. Due forti temporali, uno alle 6 di sera, uno dopo cena. Direttore, questo è quello che resta. Attenzionata anche la zona di Treviso, dove tra poco con Nicoletta Rizzetto ci sposteremo. Se non hai domande, intanto ricordiamo che tutti gli alberi che sono caduti sono alberi sani e appena potati. Questo è importante da sottolineare proprio per far capire la forza del vento. Con queste immagini, direttore, ti restituisco la linea. Grazie molte Edi, grazie Edi Kaliman. Vediamo chi c'era con lei come operatore, non ho visto. Nicoletta Rizzetto, il nostro operatore. Vediamo adesso il maltempo in provincia di Padova. Sono stati 110 interventi dei vigili del fuoco, che ha colpito anche il Padovano a partire dal tardo pomeriggio di ieri. In particolare nelle zone esterne alla città, 65 gli interventi effettuati nel Trevigiano, come abbiamo già detto, e poi 35 interventi a Padova, in particolare nella zona dell'Alta Padovana, nei comuni di Galliera Veneta, San Pietro Ingù, San Martino di Lupari e Campodarsego, per rami caduti e pericolanti. 10 gli interventi in provincia di Venezia. A Padova l'assessore al verde Bressa spiega cos'è accaduto al grosso ramo di cedro che è caduto mercoledì sera in piazza Mazzini durante i temporali. L'area attorno alla pensilina della fermata del bus è stata transennata dai tecnici del settore verde impegnati nella rimozione del ramo. Ancora Chiara Gaiani. Un bel fragore è stato circa un 4-5 secondi di finale di fragore dei vetri della cabina. Cosa ha pensato in quel momento? Non so, un'esplosione, un attentato. Cioè, è stato veramente impressionante. Si è affacciato alla finestra con il cuore in gola questo residente di piazza Mazzini. Un crollo improvviso intorno alle 20:30 di mercoledì, mentre su Padova stava piovendo in modo leggero. Il ramo che si è staccato da questo imponente cedro dell'Himalaya, uno degli alberi simbolo di quest'area, è piombato sulla pensilina del bus, dove c'erano alcuni passeggeri in attesa che con prontezza di riflessi si sono posti in salvo. Messa in sicurezza l'area, anche grazie all'intervento dei vigili del fuoco, adesso si sta provvedendo alla pulizia e soprattutto a capire cosa possa essere accaduto. Si tratta molto presumibilmente di un fenomeno che è conosciuto in quest'ambito e che riguarda proprio la caduta di rami all'improvviso, che succede principalmente nel periodo estivo. In letteratura si chiama sudden branch drop, cioè sostanzialmente è una caduta improvvisa di rami che in particolari tipologie di alberi sono magari stressati da fenomeni meteorologici, maltempo. Erano stati controllati gli alberi di piazza Mazzini, riqualificata da poco. Molti sono stati tagliati. Questo cedro non aveva dato alcun segnale di preoccupazione. Negli ultimi anni ne hanno tagliati diversi perché erano morti, penso. E quindi, ma su questo non ho mai, pensavo fossero tutti controllati. Comune già al lavoro con una ditta incaricata.
Verrà sistemata la pensilina, verrà rimosso il ramo e si capirà se fare degli interventi sulla parte esposta dell'albero dove c'è stato il cedimento del ramo. Poi andremo anche a Treviso, dove ci sono stati grossi problemi dei blackout che sono durati fino a tarda mattinata con moltissimi interventi dei tecnici dell'Enel. Però adesso andiamo a Mestre, davanti al Laguna Palace, e c'è forte pessimismo dei lavoratori di questo grande albergo perché si va inevitabilmente verso la chiusura e pare che non ci siano spiragli né trattative. Ilaria Marchiori, a te Ilaria. Sì, buongiorno direttore, buongiorno ai nostri telespettatori. Eravamo qui a metà luglio per parlare della situazione dei lavoratori. Si tratta di 20 a tempo indeterminato, 10 invece con contratti a termine. Bene, il 30 settembre dunque tra poco più di un mese cadrà la proroga della gestione, ma chi subentrerà dovrà affrontare la riqualificazione e al momento la situazione non è esattamente tra le più rosee. Qui insieme a noi ci sono ben 2 sindacalisti che si stanno occupando del caso. Partiamo con Andrea Porpiglia, segretario Filcams CGIL Venezia. Allora, c'è stato un incontro che in realtà ha portato a un nulla di fatto. Buongiorno a tutte e a tutti. Sì, purtroppo ieri c'è stata una fumata nera, ma per 2 motivi principali. Il primo è perché ancora con la proprietà non hanno fatto l'accordo e non si sa mai se verrà fatto. E il secondo, che è quello forse più importante, che non ci hanno garantito la ricollocazione di tutti i lavoratori all'interno del Comune di Venezia. E pertanto questo territorio non si può permettere di perdere queste professionalità molto competenti, questi lavoratori che lavorano qua da anni, e pertanto non ci possiamo permettere il lusso di far perdere il lavoro a 20 famiglie. Quindi pertanto noi continueremo ancora la nostra battaglia. Ora la partita si sposta in Regione, dove è la seconda parte della fase istituzionale, perché la fase sindacale è finita proprio ieri, perché la procedura prevede 75 giorni, quindi 45 per la procedura sindacale e 30 per la procedura istituzionale. Pertanto ieri è finita con un mancato accordo e ora la partita ce la giocheremo a tutte le regioni nei prossimi giorni, che verremo convocati. Ecco, Silvia Salvati della CISL, appunto dicevamo, partita che ora si dovrà giocare in regione, le speranze sono quelle che si possa trovare quanto prima una soluzione. Certo, sì, buongiorno a tutti. Allora, la convocazione in regione sarà necessaria poi a convocare tutte le parti che possono essere interessate nell'atto. Questo ci servirà anche sia per definire degli accordi a garanzia occupazionale, ma anche per vedere la riqualificazione di una struttura come questa in un territorio che negli ultimi mesi ha veramente registrato tantissime situazioni di crisi. Quindi auspichiamo insomma di trovare un accordo favorevole per la ricollocazione di tutti i lavoratori nel territorio veneziano principalmente. Anche perché i tempi sono abbastanza stretti. Certo, i tempi sono stretti. Ora abbiamo gli ultimi 30 giorni previsti dalla procedura normativa insomma all'unità di crisi in regione. Ci auguriamo di in realtà anticipare un po' i tempi, sperando anche di avere un confronto con la stessa proprietà dell'immobile. Bene, avete sentito dunque, questi sono i prossimi passi che si attendono per capire quale sarà il destino di questi lavoratori della Laguna Palace. Ringrazio i nostri ospiti, qui da Mestre è tutto, restituisco la linea allo studio. Grazie Ilaria Marchiori e al nostro operatore Sandro Ponchio. Adesso una storia che è una nostra esclusiva, è stato Christian Arboit a scoprire davvero una truffa riguardante la tragedia del piccolo Carlo, il bimbo di 6 anni di Roncade che è morto annegato a Cavallino Treporti. È stata segnalata alla Polizia Postale una raccolta fondi non autorizzata. Ignobile speculare sul nostro dolore, dice il papà che lancia l'appello a fare attenzione. Nella nostra famiglia di Dana non c'è al momento alcuna raccolta fondi autorizzata per il piccolo Carlo e quindi diffido qualunque raccolta fondi che parta non autorizzata e soprattutto invito tutti quanti
a non aderire a nulla di queste, che sono tutte completamente delle frodi. C'è chi sta usando la tragedia del piccolo Carlo per scopi abietti e personali, un gesto talmente vile che ha spinto lo stesso Papa Fabio a lanciare questa allerta attraverso la nostra emittente. Un pensiero per Carlo Panizzo è il nome della raccolta fondi avviata su un'importante piattaforma online con l'obiettivo di raggiungere i 26.000 euro. Marco Rossi di Roma, nome volutamente generico, così come la provenienza, sarebbe il promotore del cosiddetto fundraising, corredato della foto del bimbo e dell'immagine della catena umana che si era formata spontaneamente nelle ore dell'angoscia a Cavallino Treporti l'11 agosto scorso, prodigandosi nei soccorsi, un'istantanea ormai entrata nella cronaca della storia recente. Solidarietà che in un primo momento aveva portato anche a una prima e unica iniziativa. C'è stata una raccolta fondi in passato che è già stata chiusa, quella fatta dalle amiche della mia ex moglie Dana, e basta, quella è già stata chiusa e quindi al momento non ce ne sono di attive. Per questo Panizzo ha segnalato la violazione alla polizia postale e si appella a tutti perché non si usi la tragedia del figlio per tornaconto. Con la forza di sempre e l'integrità dimostrata anche nel giorno dei funerali, Fabio usa parole precise. Speculare sul dolore delle persone è qualcosa abbastanza ignobile, quindi non serve spendere parole su questa cosa. Servizio di Christian Arboit, lo scandalo dei pornoforum con migliaia di foto che sono state rubate a persone inconsapevoli, ad attrici, anche ad Elly Schlein e a Giorgia Meloni, sono finite in questo tritacarne in cui queste foto manipolate poi vengono anche commentate con pesanti offese. Sentiamo cosa ha detto ieri sera a Focus Morena Martini. Dobbiamo dire sul discorso della pornografia social e sulle leggi sulla revenge porn si è dato molto da fare in modo trasversale, perché qui non ci sono barriere politiche e questo è giusto sottolinearlo, non c'è una destra, non c'è una sinistra, ci deve essere una unione di intenti per fermare quello che è un fenomeno che ha dei clienti. Perché il problema poi alla fine si situa nel fatto che ci sono delle persone che consumano un certo tipo di pornografia. Utilizzare immagini di persone che rappresentano il paese, no? Perché Alessandra piuttosto che Meloni, Schlein e molte altre, ecco, rappresentano il paese senza naturalmente il loro consenso, con dei fini altri, non deve essere né tollerato né consentito. Quindi non deve essere né tollerato né consentito, così Morena Martini ieri sera a Focus. Vediamo un'altra truffa. Si è finto agente della polizia postale, ha tentato di farsi accreditare 6.000 euro da un'anziana. È stato denunciato un 33enne napoletano, è successo a Crocetta del Montello. Si è finto un operatore della Polizia Postale di Roma e, secondo la tecnica del cosiddetto spoofing, ha convinto l'anziana a versare un bonifico di 6.000 euro. Denunciato un 33enne di Napoli, già gravato da precedenti di polizia, e ritenuto responsabile della tentata truffa ai danni di una settantenne di Crocetta del Montello. Il tempestivo intervento dei militari ha impedito che la signora versasse la somma su una carta ricaricabile, riconducibile al truffatore. L'operazione bancaria è stata bloccata in tempo e i soldi riaccreditati sul conto della vittima. L'Arma dei Carabinieri coglie l'occasione per rinnovare l'appello, soprattutto agli anziani, spesso soggetti a simili raggiri, a non eseguire mai bonifici o altre operazioni economiche su richiesta telefonica di sconosciuti. In caso di dubbi o sospetti è fondamentale contattare subito il 112. Servizio di Nancy Galdi, adesso andiamo a Villorba in diretta da Lucio Zanato, perché ieri l'ondata di maltempo di cui vi abbiamo già dato conto, ma pesante è stata davvero questa ondata a Villorba e in tutta la Marca, ma a Villorba andiamo a sentire subito che cosa è successo. A te Lucio.
Buongiorno direttore, buongiorno ai telespettatori di Rete Veneta. Sono con il sindaco di Villorba Francesco Soligo e sono nel parco pubblico di via Solferino. Alle nostre spalle, come vedete, due olmi assolutamente sradicati, perché qui è stato sostanzialmente il centro di una vera e propria tromba d'aria che è capitata ieri sera poco dopo le 20. Sindaco, ci vuole raccontare, perché lei è uscito praticamente subito. Sì, buongiorno a tutti, buongiorno direttore. Sì, io sono uscito intorno alle 20:15, appunto chiamato anche dai carabinieri per un platano che è caduto nella statale Pontebana, che è a 50 metri qui dal parco. La fascia è questa, quindi Pontebana, via Roma e via Pastro e via Solferino, e siamo intervenuti in primis con 3 squadre della protezione civile comunale, con carabinieri e vigili del fuoco, che ringrazierò sempre per il lavoro che fanno. Tra l'altro venuti da Asolo. Una squadra è venuta anche da Asolo per l'allargamento di una taverna sempre qui in zona. Ecco, va detto subito che non ci sono danni a persone e a cose, ma solo alberi caduti, per fortuna. Questa è la cosa importante, che appunto non sono state coinvolte persone, ma solo alberi e appunto la taverna di questa coppia. Ecco, la prima notizia da dare è che appunto dopo quello che è successo voi state pensando a un piano per, come dire, di manutenzione, di abbassamento degli alberi, perché il cambiamento climatico impone questo. Sì, ne avevamo uno già in atto. Questa mattina ho riunito la giunta e i dirigenti per ampliarlo, perché noi qui a Villorba abbiamo 18 parchi pubblici e con alberi abbastanza ad alto fusto, quindi è doveroso prevenire. Questo è anche un consiglio per gli altri sindaci, visto che ho considerato che alberi ad alto fusto ne abbiamo tanti. Poi un'altra cosa particolare, lei è andato a salvare una coppia che era in macchina in un sottopasso completamente allagato. Ma come mai? Perché o per distrazione o perché pensavano di avere un fuoristrada, con semaforo rosso, quando un sottopasso è allagato c'è un semaforo rosso che indica che non si può passare. L'hanno ignorato o non l'hanno visto e sono rimasti intrappolati con 1,5 metri d'acqua. E voi siete da dietro in mezzo all'acqua a tirarli fuori? Siamo andati assieme alla protezione civile e i vigili del fuoco di Treviso e li abbiamo aiutati a venire fuori. Insomma, anche lì una cosa abbastanza, un consiglio, se vedete il semaforo rosso fermatevi, perché sennò ci rimettete la macchina e probabilmente, se non state attenti, anche la vita. 2 notizie prima di chiudere: abbiamo fatto anche un giro in Pedemontana, abbiamo sentito Claudio Malamace, il comandante della polizia del territorio coneglianese, ci ha ribadito che in quella zona, invece, rispetto a giorni scorsi, a settimane scorse, non ci sono stati grandi problemi di devastazione da parte del vento e della pioggia, qualche albero caduto ma niente rispetto a qualche settimana fa. Una cosa che ha fatto riflettere, ieri sera portando a casa una persona, anzi portando a Cadel Poggio una persona, si è trovato nel bel mezzo della tromba d'aria e mi ha detto: ho visto volare un po' di tutto e per fortuna però senza danni né a persone né a cose, e quindi forse questa volta comunque è andata bene nonostante gli alberi caduti. E con questo ti restituisco la linea, direttore. Grazie molte a Lucio Zanato. E da Villorba andiamo a Padova da Francesco Rattai con Federico Cibotto, perché il personale ospedaliero alle prese con le aggressioni negli ospedali adesso se la deve vedere anche con i ladri e soprattutto con i ladri di biciclette. A te Francesco. Sì, buongiorno direttore, buongiorno ai nostri telespettatori. Lo dicevi tu, oggi parliamo di furti di biciclette, sì, perché il sindacato, la UIL, FPL, con me c'è il rappresentante qua in azienda ospedaliera Luigi Spada, ha fatto la sua denuncia. Sono quotidiani i furti di biciclette. Il tema è un tema che è legato alla mobilità, è legato a come questi lavoratori possono arrivare qui in ospedale. Chi conosce l'ospedale di Padova sa che il parcheggio è molto poco e anche i mezzi pubblici non sempre coincidono con i turni di lavoro dei lavoratori. Sì, infatti i lavoratori di questa azienda sono stanchi. È dal 95 che noi come UIL FPL denunciamo questo problema dei parcheggi. La politica non ha voluto ascoltarci e non ha voluto fare niente per agevolare questi lavoratori. Di fatto devono dare un servizio essenziale, di fatto devono essere puntuali a dare i cambi ai colleghi che smontano dalla notte oppure che smontano dal servizio o prendono servizio.
ma non c'è nessun mezzo che ci permette di arrivare qua in orario o avere la giusta collocazione. Di fatto mezzi pubblici, gli orari specialmente nel periodo estivo sono ridotti e non coincidono con i cambi turni. I parcheggi non ce ne sono e dove ci sono costano veramente una cifra importante dove un lavoratore non se lo può permettere, e le biciclette ce le rubano. Quindi dal 95 a oggi nessun politico, varie amministrazioni sono passate, nessuno ha preso in considerazione a risolvere questo problema dei parcheggi. Oggi chiediamo a gran voce, tutti i lavoratori dell'azienda ospedaliera chiedono a gran voce che venga risolto questo problema. Il problema è di vari anni, è il momento di risolverlo. Chiediamo che se la politica c'è batti un colpo. Ecco, pensate che alcuni lavoratori hanno subito addirittura 6 furti di biciclette nel giro di pochissimo tempo. Anche il signor Luigi ha subito un furto. Sì, a me è capitato un mese fa di una bicicletta che per lo più non era certo appetibile, dico io, perché forse il valore del lucchetto era maggiore del valore della bicicletta, però è venuta a mancare in velocità e di giorno, non di notte. Ecco, uno dei temi è proprio il fatto che i furti avvengono di giorno. Certo, qua non è una cosa nuova, di fatto avvengono o di mattino o di pomeriggio, più frequenti che della notte. Noi abbiamo chiesto con forza all'amministrazione di aumentare, di chiedere al Comune di avere più vigilanti, di nonni vigili per poter dissuadere le persone malintenzionate. Abbiamo chiesto che vengano messe più pensiline, magari protette con entrate con il badge, e abbiamo chiesto anche un'assicurazione per i lavoratori che dimostrano che vengono a lavorare in bicicletta e che dopo fanno la denuncia alla Polizia di Stato per essere tutelati da questo punto di vista, perché non ce la fanno più i lavoratori di questa azienda a continuare a comprare biciclette. Ecco, quindi mi sembra molto chiaro le proposte che i rappresentanti dei lavoratori fanno. Speriamo di riuscire a sollevare un po' di attenzione, perché è appunto quella che manca da parte soprattutto della politica, giusto? Sì, giusto. Come dicevo prima, è dal 95 che noi denunciamo che qua c'è un problema di parcheggio, ok? E tutte queste cose che abbiamo detto, le biciclette sono mezzi di fortuna che le persone si sono inventate per poter raggiungere un posto di lavoro. Quindi non essendoci il parcheggio, non essendoci appunto i mezzi pubblici che ci danno delle puntuali e in maniera giusta di poterci dare il cambio turno, siamo costretti a usare mezzi di fortuna tipo la bicicletta, ma se non abbiamo neppure quella vorrei capire come dobbiamo venire a lavorare. Ecco direttore, non so se ci sono domande, se no ti restituirei la linea. No, grazie molte Francesco Rattai con Federico Cibotto da Padova. Adesso andiamo a Vicenza da Daniele Garbin e da Simone Squarcina, perché c'è il taglio del nastro del Park Verdi rinnovato, completata una parte del progetto di riqualificazione a ridosso del Campo Marzo, un modo, secondo l'amministrazione, di contrastare il degrado della zona. Andiamo subito Daniele Garbini in diretta. Scusami, siamo pronto? Buongiorno direttore, siamo al Verdi, in questo momento al parco, è stato inaugurato con me il sindaco Giacomo Possamai. Eccoci, eravamo nella concitazione qui Eccoci. Ecco, diciamo una cosa importante, l'ha detto prima, abbiamo inaugurato la ristrutturazione del più bel parcheggio di Vicenza. Non è solo un eufemismo, c'è concretezza, ma è anche una volontà di renderlo tale. Perché sindaco? Beh, l'avete visto voi con i vostri occhi questa mattina, questo è stato un investimento di 1 milione di euro da parte di EGSM che ha completamente rinnovato il Park Verdi, che, lo ricordo, è il più grande parcheggio del centro storico di Vicenza, perché sono 500 posti auto tra la stazione e Corso Palladio, ed è stato completamente cambiato perché ci sono tutte le nuove telecamere, la sorveglianza, quindi grande attenzione alla sicurezza anche agli accessi del parcheggio, ma anche una ristrutturazione energetica, quindi completamente ristrutturata, e poi le opere d'arte di Federico Agnoletto di Freak of Nature, che con i suoi
quei fiori ha abbellito dal punto di vista estetico tutti i muri di questo parcheggio. Ecco, in un certo senso la bellezza ci salverà il mondo, questo è un po' parafrasare, basterà per salvare questa zona che ricordiamo purtroppo tristemente nota per una questione di sicurezza, spaccio di droga. Cosa pensa, cosa vede in prospettiva? Io credo che interventi come questo ci aiutino molto, anche perché sta insieme a tanti altri interventi. Qui siamo insieme in Viale Verdi. Viale Verdi è una delle zone che abbiamo riqualificato con un nuovo intervento, c'è una nuova illuminazione, verranno piantati nuovi alberi quest'autunno, ma pensiamo qui dietro di noi alla recinzione di Campomarzo che ha riqualificato quell'area, insomma tanti interventi in questa zona. È una zona che da sempre ha delle difficoltà perché è la zona vicina alla stazione, ma noi non ci rassegniamo, è diritto dei residenti, dei cittadini poter vivere bene nel loro quartiere. Ha detto il più bel parcheggio di Vicenza, purtroppo mettiamo anche un tasto su un'altra piaga, il resto, la questione del GSM è possibile, a che punto siamo? Sappiamo che è una parte di parcheggi gestiti da questa società che non rifonde il comune, vi ha messo in difficoltà, grosse difficoltà, attendete una risposta, a che punto siamo? Voi sapete che sulla questione GPS, cioè del soggetto che gestisce i parcheggi della città, non come questo è un parcheggio privato, i parcheggi pubblici sono gestiti da una società che si chiama GPS, alla quale non facciamo sconti perché è stata veramente vergognosa la gestione in questi anni ed è ancora più vergognoso che non paghi quello che dovrebbe pagare il comune, perché ricordo che in teoria viene pagata la sosta dei cittadini, ma poi quelle risorse in parte devono essere restituite all'amministrazione comunale che con quei soldi fa gli investimenti, quindi questo ha creato un buco di bilancio pesante. Stiamo aspettando la risposta definitiva da parte di chi è arrivato dopo GPS in quella gara e dopodiché vedremo. L'obiettivo nostro ovviamente è essere più veloci possibile. Va bene, intanto la ringraziamo, buon lavoro, buon giro di ispezione. Grazie, buona giornata. Grazie. E per il momento è tutto, direttore da Vicenza, a voi la linea. Ovviamente al sindaco di Vicenza Paolo Possamai. Torniamo alla cronaca, c'è stato un incidente mortale a Brugnera in Friuli Venezia Giulia, è morto un 82enne di Porto Buffolè, ci collegheremo tra pochissimo con Federico De Ros che sta andando sul posto. Intanto sempre per quanto riguarda la cronaca torniamo a parlare della vicenda della donna trevigiana minacciata dal suo ex che per questo era stato sottoposto alla misura del braccialetto elettronico, dispositivo sospeso qualche mese fa quando l'uomo è finito in carcere per un altro reato. Da qualche giorno si trova ai domiciliari e la vittima chiede che l'apparecchio venga subito ripristinato. Con la sua fuoriuscita dal carcere e con il fatto che comunque gli hanno concesso 2 ore di libertà, a mio avviso va reinserito subito il braccialetto elettronico, dispositivo anti-stalking. Purtroppo nessuno mi ha avvisato, cioè io ho saputo dai social perché ci sono delle persone che mi vogliono bene e mi hanno avvisato che appunto questa persona era stata tradotta agli arresti domiciliari, abita tra l'altro poco distante da casa mia. Un incubo che sembra non avere fine per Cristina, la donna trevigiana che nel marzo di un anno fa con una lettera pubblica si era rivolta agli inquirenti per chiedere una giustizia veloce nei confronti del suo ex, un quarantenne, accusato tra le altre cose di averle puntato un cacciavite contro, minacciando di sfregiarla con l'acido. Una vicenda di stalking che aveva fatto scattare la misura del braccialetto elettronico, dispositivo che a fine giugno è stato però sospeso perché l'uomo è finito in carcere per un precedente reato. È stato comunicato dai carabinieri che il dispositivo elettronico sarebbe andato fuori servizio. Io ho detto come mai? Perché è stato tradotto in carcere. Nelle ultime ore Cristina è venuta a conoscenza tramite i social e un amico che le ha scritto della scarcerazione del quarantenne. Ha visto che questa persona aveva pubblicato un post su Facebook, quindi aveva ripreso a pubblicare. A confermare la scarcerazione anche le forze dell'ordine. Mi ha detto, sì guarda, oggi ci è arrivata una PEC dal carcere di Treviso che è stato scarcerato e portato ai domiciliari appunto con 2 ore di permesso al giorno. Quello che ora Cristina chiede è che venga ripristinato il braccialetto elettronico. Io sono completamente scoperta dalle misure restrittive e credo che questo metta comunque in grave pericolo non solo me, ma anche le persone. Gli avvisi di questi cambi dovrebbero arrivare prima che le persone vengano scarcerate e le misure restrittive dovrebbero essere ripristinate prima o simultaneamente.
In questo momento la donna si trova fuori provincia, ma nei prossimi giorni rientrerà a casa. Sono ovviamente preoccupata perché da domenica, lunedì si ritorna alla vita quotidiana. È ovvio che questa cosa dà abbastanza male perché ti senti trascurato. Ha paura di poterlo incontrare quando rientrerà a casa? Sì, sicuramente. Si chiede alle donne di reagire, di denunciare rispetto a violenze che hanno subito, dopodiché vengono lasciate sole e quasi abbandonate. E poi quando ci sono altre tragedie, allora ci sono le solite lacrime di coccodrillo. Vediamo la questura di Padova che ha individuato 2 ultra che dopo la promozione in Serie B del Padova lo scorso 25 aprile hanno aggredito alcuni clienti in un bar. Vediamo. L'ombrello puntato a mo' di spada che poi si abbatte con violenza sulla testa del cliente in coda per un gelato. Spintoni e calci, la sequenza di immagini della telecamera interna riprende gli attimi di follia e violenza all'interno di una gelateria di Via Roma in pieno centro a Padova lo scorso 25 aprile, giorno in cui la squadra viene promossa in Serie B. I responsabili sono 2 ultras biancoscudati identificati dai poliziotti della Digos. Appartengono al gruppo Educazione Padovana, hanno 47 e 52 anni e sono entrambi già noti e con precedenti per violenza. Entrambi avevano preso parte ai tafferulli agli scontri dell'agosto del 2024 a Cesena dopo una partita in trasferta e per questo avevano ricevuto un daspo rispettivamente di 10 anni e di 1 anno. C'era anche un bambino con la madre, quindi il bambino che si mette a piangere, la mamma si accovaccia, scene veramente brutte che fanno tristezza, scene che credo, permettetemi questa riflessione, che nuocciano e offendono il buon nome del calcio Padova, società sportiva, e dell'intera città e della stragrande maggioranza dei tifosi. Personaggi violenti e che nulla hanno a che vedere con il tifo e il sostegno alla squadra, sottolinea il questore Marco Dorisio, che per i 2 ultras ha disposto, oltre al daspo sportivo per 5 anni, anche un daspo Willy, ovvero il divieto di entrare nei locali pubblici della città per 3 anni, un avviso orale e un foglio di via obbligatorio da Padova per 4 anni. Alla luce della ricostruzione delle condotte, poi persone già gravate sia da condanne ma anche da precedenti denunce, da reati abbastanza gravi contro la persona, parliamo di tentato omicidio, rissa, rapina, danneggiamento, violenza, resistenza a pubblico ufficiale, quindi sono state adottate le misure, ad uno addirittura il daspo era appena scaduto il mese scorso, quindi a riprova di una recidività e una, passatemi, professionalità nelle condotte violenze di tipo gratuito. Nell'ambito del tifo violento, la Digos sta svolgendo inoltre indagini su un gruppo di sostenitori biancoscudati che durante la trasferta ad Empoli lo scorso 23 agosto, durante il viaggio di andata in autostrada, giunti a bordo di una decina di automezzi, hanno razziato l'area di servizio Pian del Voglio. Anche per loro potrebbe arrivare il daspo. Dottor Marco Dorisio al microfono di Francesco Rattai. Oggi in regia Tony Esposito e Francesco Cerone. Adesso torniamo in diretta da Edi Caliman con Nicoletta Rizzetto per darvi conto di quello che è successo stanotte anche a Treviso. A te, Edi. Direttore, buongiorno, eccoci qui, siamo in via Mandruzzato, come mi ricorda bene il vice sindaco Alessandro Manera, che è in mia compagnia e che ringrazio qui perché è stata una delle vie maggiormente interessate per alberi caduti, ramaglie all'interno dei fossati che hanno ostruito i passaggi di fatto e che hanno quindi provocato diversi allagamenti. Tantissimi gli interventi Vigili del Fuoco, Protezione Civile nella serata di ieri per il forte temporale che si è abbattuto su questa zona. Oggi si contano i danni, ma anche si plaude, come ci dicevamo prima, l'intervento tempestivo delle forze dell'ordine. Sì, questo dobbiamo ringraziare chi ieri sera e anche questa mattina molto presto ha provveduto a sgomberare quello che era avvenuto, diciamocelo, anche in pochissimo tempo, perché in realtà questa bomba d'acqua è avvenuta verso le 7:30 e per mezz'ora ha fatto qualche danno. C'è da dire che quindi bisogna ringraziare sicuramente i Vigili del Fuoco, la Protezione Civile di Treviso
nel suo comandante Mastro Nicola, ma in tutti gli operatori che sono intervenuti, la polizia locale, perché poi deviare il traffico, i flussi lo fanno loro, ma soprattutto anche tanti cittadini che si sono rimboccati le mani, che hanno sistemato quello che avveniva davanti a casa loro. Io sottolineo che i danni, c'è stato qualche danno, però rispetto a quello che sarebbe potuto avvenire è andata molto bene per diversi motivi. Primo, per le manutenzioni straordinarie e ordinarie che noi facciamo del verde verticale, cioè degli alberi, che quindi hanno funzionato, perché 3 alberi con un vento a quella velocità e con quel flusso d'acqua è veramente molto poco. E poi anche c'è da dire che soprattutto nei quartieri sud, dove per molti anni il problema dell'invarianza idraulica era un problema veramente serio, tutti gli interventi fatti dai lavori pubblici in questi anni hanno portato al fatto che non sono stati allagamenti, al netto di qualche piscina che magari si è formata perché le foglie cadendo ostruiscono le caditoie, e a quel punto, in quel momento, avviene un innalzamento dell'acqua. Però danni strutturali grazie ai bacini di laminazione costruiti anche qua vicino in via Chelsea hanno funzionato molto bene, e sottolineerei che ne verranno fatti altri, però bisogna sempre tenere conto che ci deve essere anche una manutenzione del verde privato. Noi facciamo tanta manutenzione del verde pubblico, ma anche i privati devono fare la loro parte, e all'interno dei loro giardini, specialmente per tutte quelle alberature che sono a ridosso delle strade, è competenza loro, e in caso devono essere sanzionati. Noi non vogliamo sanzionare nessuno, perché non è questo l'effetto e lo scopo dell'amministrazione, però è chiaro che quando si hanno certe alberature bisogna tenere conto che possono fare dei danni. Se ci ricordiamo, l'albero che è caduto l'altro giorno in Restera sarà un albero che può pesare fino a 10 tonnellate. Se cadeva in direzione delle case può fare molto male. Non solo un decoro pubblico del mantenimento del verde, ma anche e soprattutto una questione di sicurezza. Leggo al volo alcune delle vie maggiormente interessate dai lavori: sono via Bartolomeo, via Carlo Alberto, viale Luzzati, via Mandruzzato, dove ci troviamo, via del Galletto a Santa Bona, via Coronelli, via Caldibreda, via Zanella e tante altre, soprattutto anche in via Ghirlanda, dove sono intervenuti per un altro albero caduto. Vigili del fuoco, protezione civile che ricordiamo oggi, abbiamo sentito il coordinatore di Treviso Riccardo Mastro Nicola, si riuniranno oggi pomeriggio e questa sera per 2 summit, 2 riunioni, per capire insomma come agire anche in vista delle prossime perturbazioni che sono previste nelle prossime ore. Sì, l'ARPA ci dà segnalazioni di perturbazioni, speriamo che non siano forti come quella di ieri sera, però è chiaro che noi dobbiamo essere pronti e preparati, e quindi la protezione civile e tutti gli organi competenti, anche i vigili del fuoco, sono pronti a questo. Speriamo non avvenga nulla, però ripeto, noi lavoriamo costantemente per evitare danni, però bisogna rendersi conto che ormai effettivamente il clima è cambiato, perché penso in mezz'ora ieri sera sia caduta la pioggia che doveva cadere in un mese, e questo ci pone molti interrogativi sulla struttura delle nostre città e come la stiamo cambiando esattamente per evitare questo. Grazie ad Alessandro Manera. Direttore, se non hai domande, con Nicoletta Rizzetto, a te la linea. Grazie molte, grazie. Aggiungo solo che ci sono stati problemi anche nel centro storico di Treviso, in particolare nei palazzi di via Calmaggiore. C'è stato un blackout che è durato molte ore, la corrente è ritornata questa mattina verso le 11. Ancora cronaca da Padova, era ricercato in tutta Europa, la polizia di Padova lo ha fermato in zona industriale. Su di lui pendeva un mandato d'arresto internazionale per dei furti compiuti in Germania. La polizia di Padova ha rintracciato un cittadino rumeno di 25 anni. Attorno alle 10 del mattino dello scorso 25 agosto i poliziotti, durante un servizio di pattugliamento del territorio nella zona industriale di Padova, giunti in corso Stati Uniti, hanno notato 3 persone sedute di fronte alla vetrina di un negozio di automobili. Circostanza che ha insospettito gli agenti, che hanno proceduto ad un controllo più approfondito. I 3 sono stati identificati fornendo la loro carta d'identità, senza spiegare però cosa ci facessero lungo corso Stati Uniti. Si trattava di 3 rumeni di 40, 48 e 25 anni. Proprio sul nome del 25enne è scattato l'alert. I 3 sono stati accompagnati in questura, dove è emerso che il 25enne aveva anche diversi precedenti penali in Italia. Il 48enne che lo accompagnava è risultato essere il padre, anche lui con precedenti penali per furti compiuti ad aziende in Piemonte. Al termine degli accertamenti il 25enne è stato accompagnato alla casa circondariale 2 Palazzi di Padova a disposizione dell'autorità giudiziaria.
Un incidente stradale avvenuto nella tarda serata di ieri sulla circonvallazione di Castelfranco Veneto. 2 auto con all'interno 4 ragazze ed un ragazzo sono state coinvolte nell'incidente avvenuto intorno alle 23:30. Sul posto l'intervento dei vigili del fuoco di Castelfranco, il SUEM 118 e i carabinieri. La scena dell'incidente è stata messa in sicurezza. Una delle ragazze è stata trasportata all'ospedale Castellano per accertamenti, mentre le altre persone che erano all'interno dei 2 mezzi non hanno riportato ferite. Adesso ci colleghiamo invece con Federico De Rosa dal Friuli Venezia Giulia. C'è stato un grave incidente a Bruniera, è morto un 82enne di Porto Buffolè. A te Federico. Sì, buongiorno direttore, ben ritrovati. Ci troviamo a Bruniera, più precisamente in via Calderano, a documentare un brutto incidente mortale che si è verificato questa mattina intorno alle 10:40. Come potete vedere si è verificato proprio in questo punto delle strisce pedonali che vi stiamo inquadrando grazie alle immagini di Michele Zanette. Strisce pedonali che, come potete vedere, sono anche tra l'altro poco visibili. Un camionista uzbeko, 33enne, alla guida di un camion di una società lituana che vediamo in questo momento con le 4 frecce, posto ovviamente sotto sequestro, si è trovato di fronte improvvisamente un signore di 82 anni residente a Porto Buffolè, che dista pochi minuti, più precisamente 6 minuti da dove ci troviamo noi in questo momento in macchina, che attraversava le strisce pedonali. Ci hanno riferito purtroppo anche le generalità dell'82enne, si chiamava Vittorio Ronchese. Abbiamo parlato prima di venire in diretta anche con diversi residenti della zona che ci hanno segnalato questo tratto che è conosciuto per la forte velocità, nonostante ci siano comunque diverse segnaletiche. Come potete vedere anche all'altezza della rotonda ci sono dei fiori che testimoniano anche un altro incidente mortale che si era verificato qualche mese fa. Ovviamente intorno alle 10:40 si è attivata una macchina dei soccorsi importante, ancora sul posto i carabinieri del comando di Sacile per tutti i rilievi e gli operatori del 118 che hanno preso in carico l'82enne, l'hanno trasportato d'urgenza all'ospedale di Pordenone, però purtroppo Vittorio Ronchese, 82enne residente a Porto Buffolè, è deceduto poco dopo l'arrivo in ospedale. Ovviamente si aprirà un fascicolo per omicidio stradale ai danni del camionista uzbeko 33enne che abbiamo visto pochi istanti fa portare in caserma dai carabinieri di Sacile. Da Bruniera è tutto, seguiranno ulteriori aggiornamenti all'interno del telegiornale regionale di questa sera, perciò ti restituisco la linea. Grazie Francesco De Rosa della nostra redazione di Udine. E affiancare i soccorritori e le forze dell'ordine per rendersi conto della realtà dei drammi sulle strade, davvero una strage sull'asfalto della nostra regione. È l'attività questa nel Veneto orientale di ragazzi on the road. Sentiamo Filippo Fois. Quali sono le conseguenze che un evento drammatico come essere testimoni di un incidente può avere sulla coscienza della sicurezza stradale di un automobilista o di un futuro automobilista? Ragazzi on the road è un'associazione che a scopo pedagogico accompagna giovani tra i 16 e i 20 anni a vivere un'esperienza diretta assieme alle forze dell'ordine. Abbiamo anche delle attività con i soccorritori e quello ce lo dimostra più di tutto, insomma si può uscire con un codice verde e poi questo può tramutare in giallo o in rosso, in nero, non lo sappiamo mai. I ragazzi ovviamente svolgono tutte queste attività in massima sicurezza, sono degli osservatori partecipanti e però assolutamente sì, quello che capita è la realtà, non c'è finzione e però la realtà è proprio quello che lascia il segno. Lorenzo Prollo è un giovane psicologo responsabile dell'unità educativa di Ragazzi on the road, un progetto che da un paio d'anni è attivo anche nel Veneto orientale con la collaborazione tra gli altri dell'ULS 4, cioè a cui possono assistere i ragazzi alla realtà, a volte nella sua forma più cruda e drammatica, di un evento estremo come un incidente stradale. Sono capitate situazioni davvero tragiche, le dico una cosa in più, noi i ragazzi li portiamo fino alle shock room, li portiamo a vedere proprio l'ultimo intervento, l'ultimo step per salvare una vita. La sensibilità personale cambia da persona a persona, però la psicologia ci insegna che il dolore, se elaborato correttamente,
può diventare veramente un'arma positiva, trasformativa, e con i giovani che parlano tra l'altro con i loro pari, davvero questa diventa una forza enorme. L'esperienza diretta, anche forte, con la realtà, la coscienza dei fatti e delle loro conseguenze, possono avere un effetto pedagogico profondo e indelebile. I ragazzi, se stanno alla pari, si sentono a fianco alle forze dell'ordine, come loro perseguono lo stesso obiettivo, no? E quindi si sentono supportati dall'istituzione, davvero cambiano la loro prospettiva e davvero si orientano verso quella che è la strada della legalità. Molto interessante il servizio di Filippo Fois. Andiamo in pubblicità 2 minuti e poi state con noi perché ci sarà l'assessore al turismo e all'agricoltura della Regione del Veneto, Federico Caner. A tra poco. Nuovo in diretta con Focus TG, saluto e ringrazio molto l'assessore al turismo e all'agricoltura della Regione del Veneto, Federico Caner. Assessore. Buongiorno a lei e a tutti i telespettatori. Grazie molte per essere di nuovo qui. Io partirei dal turismo cafone perché c'è stata adesso la proposta anche di far partire dei DASPO, no? Per i casi più gravi di indecenza e di mancanza di rispetto anche di città importanti come Venezia, dove il turismo cafone, diciamo, impazza. Assolutamente sì, questa è una proposta che mi trova assolutamente d'accordo, anche perché si tratta non soltanto di rispettare, diciamo, delle città o dei monumenti o dei luoghi comunque importanti dal punto di vista culturale, ma si tratta anche di rispettare quella che è un'etica civile normale, di rispetto anche delle persone. Ci sono purtroppo alcuni turisti che poi definirli turisti forse non è neanche il termine corretto, ma persone che evidentemente non sono abituate a comportarsi in maniera civile, magari lo fanno anche a casa loro, chi lo sa, però abbiamo visto delle cose che proprio non possono essere accettate, in particolare su Venezia, ma direi anche sulle nostre Dolomiti. Poi vedo anche persone, guardi, al di là di quelli che si gettano dai ponti o nei canali a Venezia, ma voglio dire anche gente che va su nei rifugi e poi semplicemente perché è stanca chiama l'elicottero per farsi portare a casa. Adesso io francamente queste cose qua significa non avere neanche rispetto delle persone che lavorano, e poi il rischio è che quando si grida al lupo, no, poi anche queste persone che fanno emergenza rischiano di lavorare anche con un altro sentimento, no, rispetto a quello originario che va verso proprio la difesa delle persone, no? E quindi ci vuole rispetto del lavoro, soprattutto degli altri, e quindi è giusto che, insomma, che si prendano delle precauzioni importanti, DASPO, e anche far pagare economicamente, perché la gente purtroppo capisce solo quando la tocchi sul portafoglio. Sì, appunto, perché mi pare il Presidente Zaia avesse detto proprio adesso è ora di finirla, sarà chi chiede l'elisoccorso perché è stanco dovrà pagare di tasca sua, insomma, no? Assolutamente d'accordo. Allora, il turismo quest'anno, insomma, c'è stata la polemica, le spiagge semideserte, il governo ha detto di no e sono stati mostrati dei dati. Molti si chiedono anche se le guerre in corso, no? L'alta tensione della scena internazionale in qualche modo
diciamo, ci siano dei contraccolpi sull'andamento del turismo. Ovviamente qui parliamo del Veneto. Allora guardi, secondo me il contraccolpo delle guerre non è legato alla guerra in quanto tale, purtroppo anche da un certo punto di vista, perché dal punto di vista etico-morale avrebbe almeno una giustificazione logica. In realtà è legato al tema economico, cioè un po' di incertezza, di crisi. Io vedo che noi abbiamo pagato un po' soprattutto il turismo proveniente dal mercato classico nostro tedesco, che è in forte difficoltà, la Germania è in difficoltà. Allora devo anche dire che rispetto a un po' a quanto si è detto in questi giorni, se io guardo anche i numeri di gennaio e giugno, il Veneto non ha avuto dei contraccolpi così negativi. Stiamo parlando, non siamo ai livelli dell'anno scorso, che però ricordo 2024 è stato l'anno dei record assoluti, addirittura ha battuto il 2019 che era l'ultimo anno dei record pre-pandemico. Quindi il 2024 è stato un anno top. Il 2025 stiamo parlando di un meno 0,8 di arrivi, un meno 2 di presenze, cioè voglio dire, non è che ci discostiamo tanto rispetto a un'annata che comunque è stata un'annata di record, però abbiamo notato la mancanza di alcuni mercati, in particolare appunto il mercato tedesco, ma perché? Perché soffre una situazione di grande difficoltà, pensiamo tutto al settore dell'auto fortemente compromesso e quindi le fabbriche, ecco, questo è quello che assolutamente notiamo, così come anche diciamo quanto si è detto relativamente al settore balneare. Sì. In realtà, guardi, se noi andiamo a vedere, vediamo un turismo e un turista che si muove in maniera diversa rispetto al passato, però non è che noi nei numeri abbiamo numeri tanto differenti. La gente si concentra di più nei fine settimana, poi sicuramente ci possono essere delle località che pagano di più delle altre, però tutto sommato anche il sistema balneare in Veneto ha tenuto. Anche sul tema caro ombrelloni, qualche aumento c'è stato, però dobbiamo anche dire la verità che ci sono degli aumenti che anche diciamo, gli esercenti hanno avuto, cioè il caro energetico, la tassazione, l'aumento dei prodotti e quindi questo come sempre si scarica purtroppo sul consumatore finale. Però io non vedo una vera e propria speculazione come magari è successo in anni addietro. Ecco, soprattutto in Veneto. Abbiamo invece situazioni in altre regioni dove io ho visto degli aumenti, soprattutto legato al tema degli ombrelloni, molto ma molto più pesanti di quello che è accaduto da noi. Ecco, quindi la giustificazione secondo me finale, no, di questa difficoltà innanzitutto è più contenuta di quello che si dice. Secondo, è legata secondo me a una crisi congiunturale importante, soprattutto di alcuni mercati. Assessore, è vero che i camping sono in crescita perché i costi sono inferiori, insomma, all'albergo? Sì, allora guardi, i camping sono in crescita, ma sono anche in crescita perché stanno dando dei servizi di altissima qualità. I camping non sono i camping che pensiamo noi di tanti anni fa. Se pensiamo ai camping di Cavallino, Tre Porti, ma non solo, camping 5 Stelle, è un'offerta variegata che soprattutto le famiglie trovano in un contesto particolare anche di sicurezza, perché ricordiamoci che c'è anche questo tema qua, soprattutto per chi ha famiglia, bambini piccoli, abbiamo visto purtroppo cosa è accaduto anche quest'estate e a volte questo contesto di difesa diventa molto importante, perché dopo dipende anche da dove si va in camping, no? Un conto è andare in tenda, un conto è andare con camper, altro ancora chiedere per esempio un bungalow magari con determinati servizi e in momenti anche strategici della stagione turistica come può essere 2 settimane d'agosto, quindi lì i costi già sono diversi. Quindi direi che il camping cresce non soltanto legato all'aspetto economico, ma più secondo me per l'offerta che offre, che dà. Assessore, è in corso la mostra del cinema di Venezia, l'82esima edizione, star internazionali, tantissima gente e rimane sempre un volano importante, no? per il turismo. Assolutamente, il festival diventa fondamentale, così come tutto il sistema cinematografico nazionale e veneto. Beh, insomma, lei ne sa qualcosa con la Film Commission veneta, che noi dobbiamo ringraziare per il grande lavoro che in questi anni ha fatto e i risultati li stiamo vedendo. Li stiamo vedendo perché è una vetrina. Lei si ricorda che tanti anni fa il Festival del Cinema ha avuto dei momenti, no, di difficoltà.
e invece si è ripreso alla grande, è una vetrina internazionale riconosciuta dove tutti fanno a corsa per andarci, parlo di registi, di attori, e quindi insomma muove un meccanismo anche economico oltre che culturale molto importante, e il Veneto, lo spazio del Veneto diventa sempre più centrale. In questi giorni abbiamo visto tanti registi e attori passare proprio per il nostro, diciamo, punto di riferimento, che è lo spazio della Regione Veneto all'interno dell'Hotel Excelsior, e devo dire che insomma, questo riconoscimento che anche al Veneto, oltre che all'Italia, viene dato è molto importante. Poi sappiamo che diventa una vetrina promozionale fondamentale, tale per cui a volte siamo anche costretti, no, nel momento in cui scegliamo le location per fare i nostri film, telefilm, fiction, anche magari a cercare di andare in luoghi magari meno conosciuti per promuoverli, piuttosto che promuovere, diciamo, delle località che già vantano, diciamo, a livello internazionale grandi riconoscimenti come Venezia o le nostre Dolomiti. Devo dire che, grazie per aver citato la Film Commission, devo dire che la collaborazione con la Regione, con lo stesso Presidente Zaia che l'ha voluta fortemente, poi con l'assessore Corazzari e con lei, insomma è una collaborazione davvero molto, molto importante che ha dato i suoi frutti. A Venezia, al Lido, abbiamo il nostro Lorenzo Maier che ha già avvicinato tutte le star, riesce a intervistarli tutti. Oggi dovrebbe sentire anche Julia Roberts e George Clooney. Vediamo intanto un suo servizio. Il film del regista italiano Paolo Sorrentino La Grazia inaugura in concorso l'82esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia, al Lido. Un lavoro drammatico in cui Sorrentino consolida l'abbinamento vincente artistico con Tony Servillo, che nel film interpreta i panni di un immaginario Presidente della Repubblica. Il nostro 7° film insieme, che ha questo privilegio, onore di aprire la mostra. Questo ci rende molto orgogliosi, ma al tempo stesso anche ci mette un po' di batticuore. Questo film è nato dopo che ho letto una notizia di cronaca del presidente Mattarella che aveva concesso la grazia ad un uomo che aveva ucciso la moglie malata di Alzheimer. Questa notizia mi ha fatto pensare che ci fossero gli estremi di un dilemma morale molto interessante da raccontare. Sorrentino, ai nostri microfoni, racconta anche il legame del tutto particolare che ha con Venezia. No, ho portato qua il mio primo film, poi ho avuto il premio con la mano di Dio, sono presentato le serie sul Papa, ho sempre avuto un'accoglienza molto calorosa. Quindi Venezia è nel suo cuore? Decisamente. Può fare un saluto ai nostri telespettatori di Antenna 3 Media Nord-Est? Un saluto ai spettatori di Antenna 3. Grazie. Nel cast spicca anche una brillante interpretazione di Anna Ferzetti che sottolinea il grande significato dell'amore. Qual è il messaggio di questo film e anche del tuo personaggio? Ce ne sono tanti, apre talmente tante porte questo film. All'amore perduto, all'amore filiale, all'amore per le istituzioni e a guardare al futuro. Intanto è sbarcata all'aeroporto di Tessera Julia Roberts. Al Lido si è visto anche George Clooney per alcune interviste blindate all'Excelsior. Tra i cacciatori di autografi c'è chi da lunedì è in attesa, ma pure chi si dichiara disponibile a cedere il suo posto faticosamente conquistato in cambio di una lauta ricompensa. Servizio di Lorenzo Maier, Mostra del Cinema di Venezia, per non parlare delle prossime Olimpiadi Cortina-Milano del 2026. Assessore, anche lì davvero grandi aspettative, poi ci sono anche problemi da superare con le infrastrutture, ma insomma tutto. Abbiamo parlato anche con l'amministratore delegato di Simico, Fabio Massimo Santini, che ha detto i tempi li rispetteremo, stiamo andando avanti. Sì, noi siamo molto contenti, anche perché insomma, dobbiamo ricordare che questa cosa l'abbiamo presa un po' in corsa, tirata per i capelli, ci siamo buttati dentro, e questo va dato merito al Presidente Zaia e anche a tutta la Giunta che comunque su questo ha lavorato ininterrottamente, e appena c'è stato uno spazio ci siamo presi questa grande opportunità. Pochi ci credevano, pochi credevano che riuscissimo a fare anche le opere, soprattutto sportive, in tempo. Le opere sportive vengono tutte fatte, anche quelle più diciamo corpose e importanti.
c'è effettivamente su quelle infrastrutturali su alcune opere un rallentamento, una difficoltà, però diciamo che anche qui quelle strategiche fortunatamente riusciamo a farle. Ma è la legacy che lascia le Olimpiadi. Il bello delle Olimpiadi è questa eredità che rimane nel tempo, sia in termini di comunicazione, di promozione di un territorio, perché vedrete quanto godranno le nostre Dolomiti e Cortina di queste Dolomiti in termini di conoscibilità, di promozione a livello internazionale. Io ricordo ancora Cortina che visse sugli allori del 56, no? E adesso succederà la stessa cosa con queste, ma in più cosa portano? Portano tante infrastrutture che alcune, appunto, ripeto, le vediamo subito, alcune le vedremo dopo, però sono anche interventi infrastrutturali, direttore, che molto probabilmente se non fossero arrivati alle Dolomiti magari mai avremmo visto in questo territorio, perché sa che è difficile, purtroppo, pur essendo un territorio, il Veneto, ricco, non sempre gode di un'attenzione, diciamo, territoriale romana, no, da parte di Roma, importante. E invece che con la scusa di questi eventi si sono fatti gli investimenti importanti. Quindi io dico anche alla gente: abbiate pazienza, anche chi appunto magari lamenta un po' qualche ritardo, ripeto, più che altro sulle strade, sulle infrastrutture, su queste cose qua, vedrete che prima o poi arriverà tutto. Io lo vedo perché ho anche le deleghe agli impianti a fune, e anche su questo tema abbiamo fatto degli impianti molto importanti, penso a quello che arriva fino al Socrepes, il parcheggio, ma c'è un disegno molto più importante che arriva anche a legare i vari comprensori montani, quindi non soltanto Cortina, con gli impianti a fune, con un concetto di mobilità alternativa. Quindi l'impianto a fune non visto più soltanto per l'aspetto sportivo invernale, quindi legato allo sci, ma anche come possibilità di raggiungere alcune località d'estate abbandonando l'auto, evitando i parcheggi in quota tipo Passo Giau, per fare un esempio, dando le possibilità anche alle persone che hanno delle disabilità, quindi essendo anche un tema molto inclusivo, di poter arrivare anche in carrozzina in quota, e soprattutto un'attenzione alla sostenibilità ambientale, perché insomma si abbandonano le auto che fanno inquinamento. Poi io capisco c'è chi si lamenta perché vede l'impianto, ma viva Dio, bisogna anche fare delle scelte nella vita, perché altrimenti il rischio è l'abbandono della montagna. Quindi il turismo è importante che sia un turista, diciamo, rispettoso, e appunto creare le condizioni perché si possa fare turismo, si possano raggiungere determinate località inquinando il meno possibile e disturbando il meno possibile. Ecco, il roadshow delle torce olimpiche che sono partite dal Palafiere di Rimini e sono arrivate a Longarone quando mancano 160 giorni ai Giochi Olimpici. Vediamo. Delle due torce di Milano Cortina 2026. Terra bellunese le fiaccole ufficiali dell'ormai imminente Olimpiade invernale 2026, essenziali nelle linee, segnano il passaggio tra passato e presente e svettano di fianco alla torcia che nel 1956 Zeno Colò portò a Cortina con gli sci ai piedi. Poco più di 160 giorni a Milano Cortina 2026 e la simbologia dall'infa allo spirito olimpico. Penso che questa veramente, la fiaccola olimpica, sia un simbolo di pace, dovrà essere un simbolo di pace, e mi auguro che le Olimpiadi possano segnare veramente la pace nel mondo, perché questo è un evento dello sport, lo sport unisce i popoli e deve essere una grande festa, e potrebbe essere proprio questa una bella occasione. La fiaccola olimpica, prima dell'accensione del braciere dei Giochi, farà tappa a Belluno il 25 e 26 gennaio e nel percorso verso Cortina partirà da Longarone nella giornata che segna il 70° anniversario dei Giochi invernali 1956. Un roadshow sul quale si sta lavorando per il coinvolgimento più ampio possibile di tutto il territorio provinciale, perché Cortina è contenitore ma è il locomotore dell'eredità diffusa, dice il sindaco Gianluca Lorenzi. Padiglione E del Palafiere di Longarone, gremito in ogni ordine di posto da autorità, atleti e rappresentanti del mondo della politica, dello sport e delle categorie economiche. Un momento emozionante, un momento in cui io credo finalmente tutti hanno capito che dobbiamo tutti lavorare e pensare solamente al bene e all'interesse di questo territorio, delle nostre popolazioni. Ce lo meritiamo, io dico di sì, dobbiamo fare di più, dico anche
su questo dico di sì. Con la presidente di Longarone Fiere, Caterina Carrera, a fare gli onori di casa il presidente della Fondazione Cortina Stefano Longo e l'Union Camere con Franco Conzato. Al presidente Zaia il compito di tirare le fila del viaggio di conquista delle Olimpiadi. Io non ci sarò più, afferma, ma è giusto che qualcuno continui a vigilare sul 1,8 miliardi di opere che non avremmo potuto finanziare altrimenti. Sicuramente le Olimpiadi diventeranno un grande motore per il territorio e hanno bisogno di consenso e di condivisione sul territorio. Voglio ricordare che chiuse anche le Olimpiadi e le Paralimpiadi, qui resta un grande lavoro da fare in maniera tale che la legacy si rinnovi di giorno in giorno, perché dobbiamo approfittare di tutto l'abbrivio che si danno alle Olimpiadi. Quello è un lavoro serio da fare, è un grosso lavoro. E poi il Presidente non ha perso l'occasione anche per dare un po' una strigliata a tutti coloro che si lamentano. Ci sono tanti piagnistei, tante proteste, tanti distinguo, no? Ha detto cogliamo questa occasione e facciamo il bene del territorio in sostanza. No? Ma ha fatto assolutamente bene, perché soprattutto nel territorio bellunese purtroppo ci sono molte persone che si lamentano troppo ogni volta che... Allora, se non si fa nulla si lamentano perché non si fa nulla, se si fa qualcosa si lamentano perché è ritenuto eccessivo e disturbante della quiete della montagna e quant'altro. Allora io credo che sia anche il caso di guardare queste cose con un po' più di distacco e cercare di fare dei ragionamenti seri. Io credo che la montagna, e lo dico da assessore del turismo che mi sono occupato molto delle nostre Dolomiti, penso che, guardi, mai negli ultimi 10, mai nella storia le Dolomiti bellunesi hanno avuto così tante attenzioni e finanziamenti veri, reali, da parte della Regione come negli ultimi 10 anni. Se faccio un'analisi soltanto delle decine di milioni di euro che abbiamo messo nel settore turistico legato al rinnovo dei nostri alberghi, delle strutture, le Olimpiadi stesse, insomma c'è stata un'attenzione, persino anche nel mondo agricolo, molta attenzione sui prodotti tipici locali, quindi una difesa della montagna proprio perché sappiamo essere diciamo fragile, forse in passato anche un po' diciamo snobbata, e abbiamo cercato di dare quella dignità che quei popoli e queste zone deve avere. Però basta lamentarsi, basta piangersi addosso, bisogna lavorare e non dire sempre che c'è qualcosa. Cioè, la gente deve assumersi questa responsabilità, investire. Un appello importante lo faccio al mondo imprenditoriale, perché se poi vogliamo che i nostri giovani rimangano nelle nostre montagne a vivere e se non se ne scappino in città o addirittura all'estero, dobbiamo porre le condizioni. Le Olimpiadi da questo punto di vista, così come tutti gli investimenti che sono fatti, sono diciamo una grande opportunità per far sì che i giovani rimangano nel territorio e possono far sì che, se rimane la gente nel territorio, rimane anche la difesa della montagna. Assessore, grazie. Un minuto di pubblicità, torniamo subito, state con noi. Nuovo in diretta con Focus TG, abbiamo ancora qualche minuto per parlare con l'assessore Federico Caner. Assessore, le regionali ancora c'è insomma molta incertezza, molta confusione sia sulle date, sulla data delle elezioni, sia soprattutto sul nome del candidato presidente. Sì, guardi, sulla data è vero che non c'è ancora la certezza definitiva della data, però è anche vero che difficilmente si discosterà da metà novembre, ecco, quindi presumibilmente potrebbe essere o il 16 o il 23 novembre, insomma, però metà novembre, diciamo così, quindi almeno diciamo a livello ipotetico un'indicazione ce l'abbiamo. Invece in verità si deve discutere, penso che proprio la settimana entrante sarà importante da questo punto di vista, si deve decidere sul candidato. Allora io credo che ovviamente la coalizione non sia in discussione, e già questo è un aspetto molto importante, perché abbiamo comunque un competitor dall'altra parte che in ogni caso non va sottovalutato, e siccome nessuno vuole far vincere il centro-sinistra in Veneto, almeno noi, voglio dire, è bene che si vada anche insomma, in questa maniera uniti e compatti. Però dobbiamo scegliere quello che è il candidato,
e le liste che andranno ad appoggiarlo. Ecco, credo che la prossima settimana sia una settimana importante da questo punto di vista. Però se lei oggi mi chiede, avete già un nome, di nomi se ne fanno, ma francamente diciamo che gli altri piani non hanno ancora deciso. Però ecco, dovrebbe essere insomma, una decisione imminente, perché, sì, anche speriamo perché tutti. insomma, gli elettori hanno anche bisogno di un po' di tempo per vedere i programmi. Sì, sì. E guardi, e devo dirle che girando il territorio anche in questi giorni, sa quanti cittadini mi fanno questa domanda qua. Mi dicono: quando decidete, dovete muovervi, perché altrimenti sentiamo soltanto l'altra campana. Qualcuno addirittura mi dice, lo posso dire, ma non è che poi fate vincere il centro-sinistra questa sera? Io no, guarda, noi siamo tutti concentrati nel riprenderci la regione, però giustamente la gente comincia a avere magari, non so, anche questo timore, e quindi vuole delle risposte. Quindi io lo dico anche per sforzare i miei, non soltanto della Lega, ma dico del centrodestra. Dobbiamo tagliare i tempi, perché altrimenti si genera un po' di incertezza. Dopodiché io non ho dubbi sulle capacità di chi verrà scelto, dei programmi, insomma è tutta gente che ha già amministrato assieme, perché il centrodestra ormai amministra in tante città, in tante situazioni, quindi non sono spaventato da questo, però è per dare una risposta celere e veloce ai cittadini. Assessore, in futuro lei, con tutto il lavoro che ha fatto in questi anni, vorrebbe continuare, diciamo, a seguire il turismo o comunque il Veneto, no? Certo, a me non posso negarle che mi piacerebbe. Certo, siamo ancora in attesa ufficialmente di capire anche quali sono le liste, quali sono i candidati, quindi secondo me non è giusto esprimersi prima di avere una ufficialità da parte del partito, dei singoli partiti e delle scelte che poi verranno fatte. Però insomma è ovvio, è auspicabile che insomma chi in questi anni ha lavorato, insomma, cerchi e abbia il piacere di poter lavorare ancora per la propria regione. Io lo spero, però insomma non bisogna neanche fare drammi da questo punto di vista, lasciare lavorare anche i segretari di partito per comporre le squadre in maniera più omogenea e valida possibile, e dopodiché siamo tutti pronti a tirare la carretta per questa nuova prossima avventura. Assessore, grazie molto. Grazie a lei. Grazie molto, buon lavoro. Grazie. Gli ospiti di Focus di questa sera, un elenco ancora non completo: Gennaro Marotta, Emanuele Munari, Ivan Palasgo, Paolo Pizzolato e Alberto Villanova. Grazie per averci seguito, buona giornata, arrivederci.